macchina è sta qua? È una macchina. Quanto patti, madonna. Cioè, Non ho capito, Manu, se n'è andato. Ok. ho fatto tutto il tragitto driftando, in poche parole. Cioè, Quella fa un po' cagare, sì. Adesso mi cambio e devo chiudere gli occhietti. Va bene. Idem. Idem. Ciao. Ok. La zia. E quindi, Manu, Io andrei volentieri, almeno fammo più o meno qualcosa e ci teniamo un po' occupati per magari questa se mezz'ora. volete andare, andate. Io direi Io così vado. in borghese, così fanno... Vado, ciao ciao a tutti. Ciao. Ciao, Leo. Ciao, Ian. Ciao ragazzi. Ok. Ciao ragazzi. Chi è? Ah. Ciao, Cioè, ciao, chi è che se ne va? Io. Ok, ciao Romeo. Ah, ciao Romeo. Io questo outfit l'ho indossato attraverso un borsone, quindi non dal... Ah sì, quella macchina. Ok. Quella macchina vedo. Non so, ho detto che nel caso andiamo dai campi, quindi Ha detto i campi? sì, a controllare i campi. Aspetta, c'è un problema. Adesso lo salvo anche nel borsone. C'è un problemino di maschera. Check radio. Buono, check buono. Dove siete, guaglioncilli? Sì, vabbè, tu sì, tanto loro vanno a fare un giro casa, a ai casa. campi. Esatto, raga, non dobbiamo sparare, c'è proprio un... Casa, come se casa. fossimo una E passeggiata. sopra io a casa. Sopra? Ah, ma nell'ufficio? No. Radio pulita. Dio, Scugni, sempre lui, Sempre lui, oh. Vabbè. La Scusa, dobbiamo fare tortura, come i ti dobbiamo cavalli, ti dobbiamo togliere torturare la lingua. un'altra Sì, volta. sì, sì, c'è da Nella sedia torturarlo. con la pinza te la dobbiamo staccare. Ma Veramente. come fa? No, io farei quelli nelle parti basse. Ci vediamo dopo. Non c'è bisogno, Bomber, non Vai, c'è vai, bisogno. dopo, Sandra. Ciao, dopo. No, per rompertele. E L'ho saccartele. sentito dalle scale, mi ha detto, sempre scugni, sempre scugni. Sempre tu sì. Ma non è vero, ma perché non capisco dove state? Chi è che dico A non capisco? casa. Ma dove? È grosso. Cercaci. Cerca, gira le camere da letto, gira tutti i bagni, va in cucina. Chi cerca trova. E poi Esatto. bello e buono trova Bomber che sta facendo su con qualcuno nel letto. E vabbè, al massimo è brutto da dire, ma ti aggiungi. Sì. Ma per i campi che vi mettete, quello là viola, no? Infatti per i campi non saprei. Io non so se Ma io... Noi non ce l'abbiamo, se lo devo noi... fare ancora. Io direi che se noi andiamo vestiti così loro ci riconoscano. Se noi andiamo così in borghesi mascherati, no? Sì, però attenzione, rischiamo anche di finire contro un'azione, però se andiamo così com'è. Ma noi non entriamo nel perimetro, cioè noi No, esatto. affianchiamo al lato, cioè ovviamente non entriamo nel Vabbè, razzo. magari, cioè, vestitevi comunque tranquilli, non nemmeno tanto eleganti, oppure... Io dico, aspetta, che non ne ho. Vabbè, quello, cioè, penso va bene, non lo so. Forse se metti una maglietta, magari... Aspetta, forse ne ho uno, Se ci dobbiamo passare solamente per controllare, penso non sia un problema. No, penso di no. Magari senza usare le vostre macchine con le i classici. dobbiamo farlo. Ok. No, tu non andare, lascia perdere per ora. Ok, perfetto. Ma tu sei quello nuovo, giusto? Giusto. Sono Devil. Ciao, piacere, Cristo oppure Piacere. Scugni. Ok, Scugni. Mi piace di più. E lui è l'altro, giusto? Angel. Esatto, Angel. Esatto. Ecco, ti presento. Vieni qua, vieni. Vi presento, non vi perdete niente con lui, cioè. Scugni. Scugni, ok, a posto. Scugni. Scugniz.
Come ha Quindi, detto, insomma. ha detto Sharon, non ti perdi niente, no? Non conosci. No, no, guarda, l'altro giorno gli ho pure fatto uno scherzo. Ancora, Vabbè, che ne sì. pensate di questo primo giorno? Buonasera. Ci sta, ci Che scugno è sta. scemo? Che È un solo chiamato. poco... No, non dire noioso, no, dai. No, no, non l'ho detto. Interessante. però magari ma l'hai non pensato, devi- l'hai pensato, l'hai pensato. Esatto. Un po' sì, un po' sì. Sì, un po' sì, Vabbè, ci però sta, ci sta. ci sta No, no. comunque. È bellissimo, anzi è Io tranquillo. sono contento, almeno diciamo anche loro vedono dall'altra parte appunto cosa si prova. Sì, infatti. E niente. Sì. Cosa proviamo anche noi ogni Ehm, volta che comunque facciamo tutte quelle robe. Aspetta, E Che a niente. noi No, assolutamente. piace, poi boh, dipende. Ragazzi, vi saluto. Va bene. Ciao, Bomber. bello. Ci vediamo Ciao, dopo. Bomber. Ciao, Perché ho Bomber. portato da mangiare, se no mi fermano fuori città. Fai il bravo. Ah. Fai il bravo. Sì, Ah, sì. che ha guaglione, bombe! Ha guaglione. Ma io sono single fuori città, se vuoi. Vabbè, ma ci mettiamo niente insieme allora. Niente. Mi dissocio. Vabbè, io vado via, ciao ragazzi. Ma io va bene pure cose a poligamia, diciamo, a me va bene, eh. Non vi ho offendito, non vi ho offendito. No, no. Chi si offende? Sembra essere E poligamici. vabbè, Manu, se volete andate, Andiamo. Chi vuole venire è benvenuto. Io vengo. Andiamo, andiamo. A fare Mazza cosa? A fare cosa? Ma non spariamo, Manu? No, no, ma sei scemo, no, no. Niente, è stato costato male. Sparare, dobbiamo solamente controllare. e di cosa? A fare cosa, Manu? Peccato. A fare quello che ci ha chiesto il nostro capo. Un no. sopralluogo di tutte le aree per vedere se possono fanno gli stupidi lì dove Ah, noi ok, diciamo ok, di vengo andare. volentieri allora. Ma te lo ricordi tuo fratello e tuo cugino? quando Stiamo e non andavamo spariamo. nei campi, tuo cugino, andava ai campi con mio cugino. Beh, sì. Andiamo, vinci. Ah? Bei tempi, comunque ci divertivamo, cioè, stavamo lì tutti i pomeriggi. Che ricordo. Quando prendeva la macchina. Un po' da capentella. Raga, fammo 2 macchine. Vai, io prendo l'altra, vai avanti. Vado con mano. Eccoli. Vabbè, poi fatemi sapere. Capito? Sì, dopo. A Ciao, dopo. ciao. A dopo. Ciao. Ah, stanno a sparare a porte, sento. Sembra di sì. Le FDO ci sono in città. Ecco. Le chiami, arriva. Si è girata. No. Ecco, No, no, si è no. fermata un attimo e è andata via. È andata Sta via. andando in quella casa là. Vabbè che siamo in regola, quindi. Problemi non ce ne stanno. Poi per perquisirci una validazione, cioè un buon motivo ci vuole. Sì, non ce Sì, l'hanno, sì. quindi. Ui. Appunto. Controlliamo i campi che sono stati segnati. Seguiamo loro, però penso di sì comunque. Ok. Perché ci sono dei ragazzi che fanno i fenomeni, stanno fermi lì dai campi, vero? Sì, sì. Capita molto spesso di perdere azioni proprio per sto fatto qua. Manca pure che si portano una tenda, si fanno pure una grigliatina a posto. Ma è una cosa che sta accadendo ultimamente, prima non avveniva, ora invece sì. Perché adesso ci sono più spara e basta, quindi aspettano lì. E poi ho notato anche che comunque ci sono molti più bambini rispetto a prima. Voglia. Sì, sì. Madonna ragazzi, madonna. Adesso poi parlando un attimo fuori, vedi della gente che ti fa dei no fear con 3 armi puntate addosso. Sì, Voi sì, finite, sì. ragazzi, cioè voglio dire. Il minimo, almeno il minimo. Lo stanno aspettando. Queste sparano così.
Ho visto un colpo passarci troppo vicino, onestamente. Sì, io anche più di uno. Raga, non possiamo fermarci né nulla. No, lo so, Stanno facendo ma già qualcosa, ci andiamo... stavano prendendo anche senza fermarci. Lo so. Esatto. Andiamo o in Sardegna, che è appunto obiettivo, o al 306. Andiamo Boh, 306. uguale, ci possiamo fare entrambi, nel senso. Esatto. Andiamo a 306, vediamo. Casablanca. Ah, boh. Oddio. Minchia, si vede la polizia, si inchioda subito. Penso stia tornando. Sì, sta tornando. Ma sì, penso per penso la, che per la lui. Veloster. Esatto. Guarda quell'altro. Vabbè, in casa, raga, tranquilli, ci fermiamo e via. Ma sì, sì, sì. A noi? Oh, che le abbiamo dietro. Non lo so. Fermatevi. Sembra di sì, sì, sì. Grazie, diventando un controllo. Buonasera. Deve acquistare gentilmente e venire dietro la volante. Certo, certo. Tutte e due, tutti le Siamo persone tre, siamo tre, siamo tre. Venite tutte dietro. Facciamo solo un semplice... Oddio, un semplice Sì. controllo. Mi può dare la patente lei, il guidatore? Subito. Salve, mi potete Salve. dare tutti e due un documento? Certo, subito. Eccole. Ok, Brian Bossi. Benissimo. Eccola Uno mia. alla volta, aspetti. Michele Ok. Spaghetti va bene, l'altro? Un Ok. attimo. Allora, Chi è Michele Spaghetti? Io Michele Io- Spaghetti. Lui Chi è è? a posto. Il veicolo ci è stato prestato da un amico. Ah. ok, chi è l'amico? Non sono obbligato a dirlo. No, sì, perché se no io lo potrei accusare per furto di veicolo, non sappiamo. Per Se forza l'ha lo preso aspettiamo dopo il in passaggio. prestito oppure l'ha rubato. No, l'ho preso in prestito, non l'ho rubato. Se vuole lo posso È un chiamare al veicolo momento. lavorativo? Sì, è un veicolo lavorativo. Dove lavora il suo amico? È necessario saperlo? Sì. Sì. Quindi? No, aspetta, cosa che ho detto? No, non è lavorativo, scusa, è personale, è privato. Però hai preso. Se vuoi te lo chiamo, non è un problema. Sì. Sì, se poi sì. Anche per nostra sicurezza. No, ma certo. E poi che lavoro fa il suo amico? Vi diceva? Signore? Il suo amico, che è nostro amico, fa import-export di auto. Ah. Sì. Quindi compratore e venditore. Sì, sì. E che azienda Non ho il tutta numero, legalizzata, no? davvero? Sì, sì, certo. Ah, posso sapere un nominativo? No, l'azienda Dell'azienda? è questa qui, basta. Cioè, è import-export. Ah, si chiama proprio Import-Export. Sì, sì, sì. Il nome dell'azienda? Sì. Ah. Ma tutta già No, con aspetta, partita IVA, tutto? se non so trovare il numero. Ah, Come? Buono. non trovo il numero di Gianni. Vai. Qualcuno ha il numero di Gianni di voi due? Gianni... Capelli blu. Di Gianni no, non ce l'ho. no. Salve, Radona. Di Gianni non ce l'ho. Infatti, Mi serve il numero. Vediamo. Perché ci vediamo sempre, ma non ho il numero, cazzo. Mi sono accorto ora. Un attimo. Vito, se vuole lo Gianni, posso mi fai un chiamare. favore? No, Nico, dimmi. Sì, Gianni, senti, c'è qua la polizia che vuole sapere che il veicolo è tuo.
Praticamente voleva sapere la provenienza del veicolo. Ok. Ok. Aspetta, non so se lo sentite per caso. Se mette il viva voce forse sì. Ho fatto su speaker, lo sentite? Di che di parlare? Pronto, mi sente? Mi sente? Sì. Sì, mi dica. Mi scusi, mi saprebbe dire un nominativo suo? Gianni Spucciu. Il veicolo classe G colorazione nera, mi saprebbe dire in che stato. Se vuole le dico la targa. La targa, mi scusi. Mi dica. La targa è, signore, se riesce un attimo a avvicinare. 5-3 È mia l'auto, è mia. L'ho detto, Sua? non l'ha Sì, è mia, tranquilli. L'ho prestata io, ragazzo. Digli che il veicolo te l'ho prestato un signore lei perché lavora da qualche parte, mi hanno detto. vogliono sapere di chi è il signore, stanno chiedendo. Digli, non lo so. Sì, mi sente? Gli ho chiesto Sì. semplicemente poteva prestare Autofficina Autosavage. a posto. Ma non lavorava all'import-export? Ma fa l'azienda appunto. Aspetta, no, mi dica... voglio Come? che risponda a lui. Buono. I suoi amici mi hanno detto che lavora all'import e all'export. Sì, all'import-export, sì. Ma non era all'officina, mi scusi. No, ho sbagliato. Ah, quindi non sa dove lavora lei, mi scusi. Import. Ah. E dove si trova la sede? Ma ora, ragazzi, ci stiamo confondendo. Guarda che hai sbagliato persona, frate. Hai chiamato la persona sbagliata. No, è lui, Gianni. Hai chiamato la persona sbagliata. Gianni? Ti dico che hai chiamato la persona sbagliata. No, ragazzi, non me Ma io vabbè, comunque. Vabbè, Gianni, comunque c'è la polizia che vuole sapere informazioni sull'auto, tutto qua. Va bene. Ok, vabbè. Va bene. Aspetta Gianni, no, comunque il veicolo ci è stato prestato a questo amico. Anche perché normalmente eravamo senza veicolo e stiamo andando a prendere il nostro. Loro ce l'hanno la patente, giusto? Almeno quella? Io ho guidato, ero io il Sì, guidatore. lui c'era me la l'ha patente. fatto vedere. Sì, ma anche la patente abbiamo. Sì. Va bene ragazzi, siccome è lavorativo vi lasciamo stare, però la prossima volta evitiamo, ok? E fa che? Non abbiamo fatto niente. Magari la prossima volta faccia venire con lei il proprietario del veicolo Sono obbligato? per provarlo. Sì. No, non sono obbligato. Se mi viene però- prestato con consenso non sono obbligato a portarlo. Peccato che non è intestato a lui il veicolo, è intestato all'azienda. È intestato all'azienda, ok, ma se io ho il suo Beh, consenso... guardi, no, beh, guarda, non sono mette in state dubbio, fatte però- denunce su macchine Però rubate. facendo quello, il problema è che se non si, cioè, se non sa neanche, ora non voglio offendere, non sa neanche lui di chi è il veicolo, non voglio... Ma lui ha sbagliato mettere- solo il numero io Vabbè, cioè, io non so la so, persona ma non ho il numero perché ho però cambiato non mi telefono. voglio comunque infischiare, mettere comunque becco sui suoi amici, cose varie. La prossima volta state più attenti, Sì, quando io vi posso dare un consiglio. Quando qualcuno vi presta un veicolo, ricordate il nome e cognome, così almeno si riesce a capire la situazione. E nulla. Potete andare. Va benissimo. Ah, Grazie, bene. buon lavoro, gente. Buon lavoro. Arrivederci ragazzi. Arrivederci. Che non si dei coglioni. Tu dilli che A è posto. import-export. Io No, non- perché questi ti poi la qua- cercano l'azienda. No. No, non si può. Che c'entra? Non può, infatti, tu Lui puoi non anche può dire, cercare io l'azienda. trasporto banane. Tu puoi dire, io Esatto. trasporto banane, quello è il problema. Ma sì, ma di solito gli dici che aziendale non rompono il cazzo, così qua No, erano proprio... fra ultimamente lo stanno facendo anche con le Vabbè, altre aspetta che sento io. Dove vi trovate ora? Dopo il casello, appena superato il casello ci stanno. Ma dalla parte del Fontana? No, dalla parte del casino. sta lì. Ho detto, troppi bambini nell'FDO non sanno neanche fare le cose, non sanno fare. Niente. In quel caso non si è obbligato a dirgli che la macchina è di uno dell'altro, capito? No, No, però no, magari- ma infatti di solito ultimamente dicevo aziendale e non mi diceva niente. Così Eh. mi ha preso un attimo sulla No, sorpresa vai perché tranquillo. mi ha chiesto di cazzo era. Vai tranquillo.
Tu gli dici un'azienda di trasporto banana e c'ho il classe G per trasportare banana, lui non ti può dire A nulla. posto. Infatti, assolutamente. Se Mica può andare a insiste, cercare. non può farti nulla comunque. Siete le maschere. Ok. Sergente. Questa qua era ancora a consegna, no, se non sbaglio. No. No, forse. Io credo le altre non ci siano, però se volete sono l'altra del 131, ma ne dubito che magari vanno a sovrapportarsi in quel campo. Togliamo le maschere per ora. Ok. Togliamo le maschere. Dicevo 39. Da te? Aspetta che si è buggato tutto. Ah, sì, tranquillo, tranquillo. Non mi fa fare niente perché. Porca miseria. Fra o ti fermi un secondino che me la cavo. Ok. Ah, non mi fa neanche scendere, va. Niente, Ho buggato. niente, è buggato. Dovremmo andare in Sardegna, penso. Ah, madonna, quanto cazzo sono andati avanti? Oh, mamma mia. Me la siete cercata. Sardegna? In questo senso sì, potete comunque fare visionare con un grado alto. Si può fare qualcosa, esatto, dovete basate sopra. Cioè solitamente lo fanno. Sardegna? Raga, non saprei, se volete sì, però ne dubito magari a questo orario che c'è gente. Più che altro c'è un puff tra 10 minuti. Allora no, allora andiamo a casa. Quanto vorrei superarlo, mamma. Pensavo fossero più veloci queste auto. Invece... Ma perché sono basic. Ah, ok. Non sono chittà, non sono niente, sono proprio base. Mhm. Chittate sicuro i 300 li prendono. Dai, sì.
Aiuto. Beh, mi lagga Dio, tutti. Dio, let's go! Mamma mia, ma dove Potresti... Ma? Stanno lì, stanno lì. sono dietro? Ma Sì. che Potresti lasciarmi un garage perché io poi a casa vostra non posso Vai, tranquillo. prendere nulla. Oh, grazie mille. Di nulla, di nulla. Niente, è morto. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto, e potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.